Bomba dell'ultimo minuto. Il Napoli ha messo gli occhi sul Bologna, una delle grandi sorprese della stagione. E tre nomi in particolare sono nel mirino di Giovanni Manna per rinforzare la rosa di Antonio Conte. Restate fino alla fine per scoprire chi sono gli obiettivi, le cifre in ballo e cosa potrebbe accadere nella prossima finestra di mercato. Ma prima lo sapete già, lasciate il vostro like. Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdervi nessuna novità del mercato napoletano. E ora passiamo ai fatti. La partita tra Bologna e Napoli non sarà solo un duello per i punti in classifica, dietro le quinte. Sarà anche un vero e proprio test di osservazione. Il direttore sportivo Giovanni Manna ne approfitterà per osservare da vicino tre giocatori che interessano molto al club partenopeo: Dan Doye, Sam Bukema e Lewis Ferguson. Dan Doye ha la dotata di scatto, velocità e capacità tattica. Era già un obiettivo del Napoli nella scorsa finestra invernale come possibile sostituto di Kvaratskhelia, prima che il georgiano partisse per il PSG. Il suo valore di mercato si aggira attualmente intorno ai 30 milioni di euro e il suo contratto con il Bologna dura fino al 2027, con un'opzione di prolungamento. La concorrenza è forte, ma gli azzurri lo stanno monitorando con attenzione. Anche il centrale olandese Sam Bukema è in lizza per un rinnovamento difensivo, anche se deve ancora evolvere in termini di concentrazione. Piace per la sua consistenza fisica e per i suoi buoni passaggi. Il Bologna, però, non vuole lasciarlo andare per meno di 30 milioni di euro. Il che potrebbe costringere il Napoli a valutare altre opzioni come Solé, dell'Udinese. A centrocampo, il nome del momento è quello di Lewis Ferguson, uno dei pezzi più solidi del Bologna in questa stagione. Scozzese, capitano, intelligente dal punto di vista tattico e con una presenza in attacco. È visto come il sostituto ideale di Anguissa se il camerunense dovesse effettivamente partire a giugno. Ferguson è valutato oltre 30 milioni e sta già attirando l'interesse di altri club di Serie A e Premier League. Ora vogliamo sentire il parere dei tifosi. Quale di questi tre nomi sarebbe più importante per il Napoli nel 2024-25? Ndoye, Bukema o Ferguson? Il club dovrebbe investire molto sul Bologna o cercare rinforzi in altri mercati? Commentate qui sotto e partecipate al dibattito.